Una bomba Ultimate sul mercato dei trasferimenti è appena stata lanciata, e non volete perdervi nemmeno un dettaglio. Ma prima lo sapete, vero? Lasciate un like. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per rimanere aggiornati su tutte le novità del Napoli. Ora passiamo agli affari. Il Napoli è sempre attivo dietro le quinte e uno dei nomi che potrebbe rinforzare la squadra a giugno è quello di Oumar Solé. Secondo il giornalista Walter De Maggio, il difensore francese è già nel mirino del club partenopeo e le indiscrezioni suggeriscono che la dirigenza di Giovanni Manna stia valutando una mossa per la prossima finestra di trasferimenti. Solé, che ha brillato nella partita contro l'Udinese, aveva già impressionato gli osservatori del Napoli in precedenza, e il suo nome ha guadagnato ancora più spazio negli ultimi giorni. Il difensore 24enne ha un fisico imponente, un buon posizionamento e potrebbe essere un giocatore chiave nel rinnovato sistema difensivo di Antonio Conte. Oltre a Solé, De Maggio ha sottolineato l'ingaggio di Billing, recente acquisto del Napoli e autore di un'ottima prestazione contro il Como. Il centrocampista, che ha esperienza in Premier League, potrebbe essere un elemento fondamentale per il centrocampo del Napoli. Ora vogliamo sentire il vostro parere, tifosi. Oumar Solé sarebbe un buon acquisto per rafforzare la difesa del Napoli? O il club dovrebbe cercare un altro nome per rafforzare la difesa? Commentate qui e partecipate alla discussione.